Marcellina nacque in una città lontana, in una famiglia ricca e potente. Suo padre era un uomo importante, ma Marcellina sentiva che la sua vera chiamata non era nel lusso e nella ricchezza. Fin da piccola sentiva nel cuore un amore profondo per Dio e un desiderio di dedicare la sua vita a Lui. Quando era ancora giovane, Marcellina si trasferì a Roma con la sua famiglia. La città eterna era piena di magnificenza e storia, ma ciò che attirava Marcellina era la fede che vi respirava. Un giorno decise di consacrare la sua vita a Dio e lo fece con una cerimonia solenne nella Basilica di San Pietro. In quel giorno speciale, davanti al Papa, Marcellina giurò di amare solo Gesù Cristo, di vivere una vita di preghiera e di penitenza e di comportarsi sempre con rispetto e devozione. Il suo fratello Ambrogio, che più tardi sarebbe diventato un vescovo famoso, era profondamente legato a lei. Ambrogio vedeva in Marcellina una guida spirituale e una fonte di saggezza. Le scriveva lettere, raccontandole dei suoi problemi e delle sue sfide, e lei lo consigliava con dolcezza e fermezza. Marcellina era sempre lì per lui, come lo era stata quando erano bambini. La sua vita era segnata da una grande austerità. Viveva con una sola compagna in una casa modesta a Roma. La sua esistenza era dedicata alla preghiera e al digiuno, ma il suo amore per Dio non le impediva di mostrare gentilezza e attenzione verso gli altri. Verso la fine della sua vita, Ambrogio cercava di farle capire che doveva moderare le sue penitenze e i suoi digiuni. Nonostante la sua vita fosse piena di sacrifici, Marcellina rimaneva una figura di grande amore e gentilezza. Non viveva in un convento, ma la sua casa era un luogo di pace e di preghiera. Quando morì, fu sepolta accanto al fratello nella Basilica di Milano, un luogo sacro e venerato dai fedeli. Anni dopo, le sue reliquie furono traslate in una cappella dedicata a lei, costruita grazie alle offerte dei fedeli che la amavano e la rispettavano profondamente. Marcellina rimane un esempio luminoso di dedizione e amore per Dio. La sua vita, segnata dalla penitenza e dalla preghiera, ci insegna che la vera ricchezza non sta nei beni materiali, ma nell'amore e nella fede. La sua storia è una testimonianza di come una vita dedicata a Dio possa portare pace e ispirazione a chiunque incontri il suo esempio. E così Marcellina, con il suo cuore puro e la sua anima devota, continua a vivere nei cuori di tutti coloro che cercano la verità e la luce divina. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.